Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione con tante notizie di cronaca ma anche ampio spazio alla adunata degli alpini in corso a Biella. Ci collegheremo con i nostri inviati per farvi vedere i preparativi in vista dello sfilamento di domani, e sono già tantissime le penne nere dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia che hanno invaso la città piemontese per questo momento di grande festa che noi come Antenna 3 seguiremo in diretta nel corso dei nostri telegiornali, poi questa sera con uno speciale e domani per tutta la giornata a partire dalle 7:30 del mattino con la lunga diretta del momento clou di questo evento dedicato appunto alle penne nere. Allora, noi apriamo con la cronaca. Vedo che abbiamo in collegamento in diretta da Caorle la nostra Ilaria Marchiori per un fatto di cronaca che sta facendo molto discutere alla luce dei tanti episodi di violenza nei confronti delle donne che si stanno verificando anche nel nostro territorio. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Un 44enne di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri di Portogruaro grazie alla segnalazione della figlia minorenne. Pensate, è stata proprio lei infatti a chiamare i militari dell'Arma, permettendogli dunque di intervenire mentre l'uomo stava cercando in tutti i modi di entrare in casa. È accusato di rapina, lesioni personali, violazione di domicilio ai danni della moglie da cui si sta separando. I carabinieri l'hanno proprio sorpreso e fermato all'esterno dell'abitazione mentre stava colpendo con dei pugni in maniera molto forte il portone del condominio nel tentativo di rientrare in casa della moglie, perché era già entrato poco prima al termine di un litigio e l'avrebbe anche aggredita strappandole il passaporto e sottraendole con la forza 2 telefoni cellulari prima di essersi allontanato. Poi ha cercato di ritornare sul posto e mentre batteva i pugni sul portone, a quel punto la figlia ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti poco dopo sul posto portandolo via. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Però questo non è l'unico episodio di cronaca di questi giorni che coinvolge il nostro territorio, perché abbiamo parlato proprio da inizio settimana di questo 19enne ferrarese che in realtà ha agito minacciando un'ex fidanzata, e questo episodio ha coinvolto in realtà sia la nostra provincia che quella di Vicenza, oltre quella di Padova. Ebbene, chi ha seguito questo caso ora sa che insomma il 19enne è ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Ferrara, è stato portato lì dal padre e proprio dall'ospedale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Prometto che non proverò più a contattare nessuno di loro né i familiari, voglio lasciare tutti in pace e concentrarmi sul mio percorso di recupero. Non mi ricordo esattamente cosa ho fatto quel giorno, probabilmente riferendosi al giorno in cui ha minacciato l'ex fidanzata con delle forbici. Ricordiamo che lei era riuscita a fuggire. Soffro di un disturbo bipolare, ha continuato ancora il 19enne, e in quei momenti non ero in me. Non mi sto giustificando, non ci sono scuse per quello che ho fatto, sono pronto ad assumermi le responsabilità dei miei comportamenti. Anche per questo sono qui in cura. Mi sono reso conto che avrei potuto fare di tutto e ho dunque deciso di chiedere aiuto. Tra l'altro si tratta dello stesso che aveva scritto un post sui social definendo Filippo Turetta un modello, e questo aveva anche scatenato capibilmente la reazione di Gino Cecchettin, che davanti a una platea di studenti aveva rivolto un invito a questo 19enne dicendo di volerlo incontrare, e lui, proprio dopo aver letto le dichiarazioni di Gino Cecchettin, si è detto disponibile a incontrarlo, anzi dice mi farebbe piacere incontrarlo anche per chiedergli scusa. Ecco, in sintesi queste le notizie di cronaca che arrivano dalla Veneziano. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per questo contributo. Noi continuiamo con la cronaca perché sono arrivati gli esiti della perizia psichiatrica sulla ballerina brasiliana che ha partorito e annegato la propria bimba in un locale di lap dance in provincia di Padova, un fatto che fece discutere e scioccò l'intera comunità. Sentiamo. Melissa Russo Machado, la 29enne italo-brasiliana, accusata dell'omicidio della bimba che ha partorito la notte del 29 ottobre scorso, era capace di intendere e volere. Lo hanno stabilito i periti incaricati dal giudice Domenica Gambardella. La perizia psichiatrica sulla 29enne era stata ritenuta necessaria anche dalla procura ed ora sarà valida come prova al processo. Una vicenda dolorosa, quella della donna italo-brasiliana che in una stanza del locale di lap dance dove lavorava come ballerina la notte del 29 ottobre scorso ha infilato la testa nel water della propria figlia appena nata, tirando più volte lo sciacquone uccidendola. La donna era stata arrestata per omicidio volontario aggravato, ora si trova agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Cassano nelle Murge, in provincia di Bari. Nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, Melissa Russo non aveva risposto, ma durante il ricovero in ospedale aveva sempre negato di aver ucciso la piccola, precisando di non essersi resa conto della gravidanza. Restiamo a Padova dove si continua a discutere dopo l'annuncio del prefetto di voler istituire una zona rossa in seguito alla sperimentazione chiusa ad inizio settimana in stazione. Dal Portello ci racconta tutto Francesco Rattai con Federico Cibotto per la parte tecnica. Siamo al Portello, una delle aree che potrebbe diventare zona rossa per ordinanza prefettizia. Infatti insieme all'Arcella il Portello è una delle aree individuate per estendere e aumentare i controlli che si andrebbero a sviluppare soprattutto nell'orario serale, visto che la zona di giorno è molto frequentata da studenti e residenti, ma è di notte che si pullula appunto di ragazzi che dall'ora dell'aperitivo fino a notte fonda si ritrovano per la normale socialità, una socialità che però alle volte degenera in schiamazzi, in rumori notturni che rendono impossibile il sonno dei residenti. Abbiamo chiesto a chi la zona la frequente, la viva, cosa pensa di questa zona rossa. Sono insomma felice che ci siano controlli, non penso che sia un problema per i residenti. Insomma, diciamo che nel rispetto comunque della socialità, di tutte le opportunità che ci sono qui al Portello, perché no, insomma, fare più controlli. Ieri sera, come la sera precedente, non ho dormito perché c'è qualcuno che si permette di dare permessi di suonare fino a mezzanotte sotto le finestre di casa, rompendo parecchio le scatole. Tendenzialmente non sono molto a favore delle zone rosse in generale, perché non penso risolverebbero i problemi. La sera non vado fuori, ma so che non c'è tanto da bello girare qua. C'è tante robe che succede. Di notte, di giorno e di sempre. Non si può andare fuori a sera. Se non si è in compagnia con diverse persone, perché se ti ci sono, ti ci sicura che ti fa da male, grazie. E quindi dei controlli in più farebbero bene? Sarebbe meglio, sì, magari che succedesse da mettere delle cose giuste. Non ho un'idea cosa voglia dire, cosa preveda la creazione di una zona rossa. Certo, quello che posso dire, noi abitiamo in fondo a questa strada, è che ci sono giornate in cui c'è molta confusione, molte persone, poi non so se questo generi, sicuramente si percepisce un abuso di alcol. Credo che sia solamente spostare un problema, nel senso non ha nessun tipo di valore. Chiudere e fare repressione non porta al dialogo, all'inclusione o alla conoscenza, quindi reprimi e in caso sposti. Io abito qui
qui proprio in piazza dall'87, quindi le ho viste tutte, dai tempi delle prostitute, che ce n'erano un bel po', poi siamo passati alla fase più critica dello spaccio pubblico praticamente, poi siamo passati a un'attività diciamo normale, per cui per me a vista sicuramente qualcosa si muove sotto, perché dove c'è tanta gente che si muove qualcosa si muove sotto, è inutile farsi illusioni, però tutto sommato sarà che sono già passato attraverso situazioni ben più impegnative, però se ci sono maggiori controlli non guasterebbe. Ed ora andiamo a Treviso, torniamo a parlare dell'omicidio di Castelfranco. Abbiamo in collegamento la nostra Daniela Sizzia. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, si torna a parlare di questo delitto, tanti aspetti sono ancora da chiarire, la cosa sembra certa è che le tre auto con a bordo i ragazzi, il gruppo italo-rumeno si è fermato, le tre auto si sono fermate, i ragazzi sono scesi e poi lì è scoppiata nuovamente la rissa che era iniziata all'interno della discoteca, ma i ragazzi, due ragazzi che sono stati arrestati per omicidio, tentato omicidio e rissa aggravata, hanno già detto entrambi, sia Badr Rouaji che Taha Bennani, di essere stati aggrediti e di essersi difesi. Io sono in compagnia dell'avvocato, lo avete sentito anche ieri, l'avvocato Fabio Crea che difende Badr Rouaji, lo ha sentito, lui ha detto insomma ci siamo difesi, anche probabilmente la paura, ci diceva anche l'avvocato dell'altro ragazzo, di fronte ad un gruppo così numeroso che è sceso da tre auto e dopo una lite che già era iniziata in discoteca. Tanti aspetti però, avvocato, sono ancora da chiarire. Moltissimi aspetti sono da chiarire, queste sono alcune circostanze che riguardano la dinamica, soprattutto le fasi che hanno preceduto il ferimento, che devono essere lette anche in una concatenazione con ciò che è avvenuto dentro la discoteca. Sono delle circostanze di assoluta rilevanza, così come di assoluta rilevanza è riuscire a ottimizzare le immagini del video che è stato registrato da una terza persona e che possono portare degli elementi molto utili per dare conforto a quella che è la tesi dei due ragazzi arrestati. Ecco, avvocato, si parla di due coltelli, uno trovato prima, uno trovato dopo, di cui però non c'è certezza che sia stata utilizzata per l'aggressione, per il delitto, ma insomma c'è il giallo di ipotetiche altre armi, armi bianche magari utilizzate durante la rissa. Il suo assistito ha detto qualcosa? Ha detto qualcosa, su questo però mi permette di mantenere per il momento il riserbo professionale, soprattutto perché sono in corso delle indagini da parte degli inquirenti, anche da parte nostra con il supporto di attività investigativa privata, però quello che certamente posso evidenziare è una mia valutazione che già ho espresso ieri, e cioè un forte dubbio che il secondo coltello ritrovato possa essere una delle armi, 70 erano le armi utilizzate per il ferimento, l'omicidio. Su questo sono personalmente molto dubbioso, e devo dire che dalle immagini di quel video ci sono degli elementi che impongono degli approfondimenti tecnici, perché sembrerebbe che diciamo il gruppo più numeroso diciamo così, non avesse proprio le mani libere, cioè sembrerebbero degli oggetti in mano non esattamente identificabili da quel video, ma che a parere nostro necessitano di una verifica tecnica, ove possibile, per avere un quadro esatto della situazione. Insomma, avvocato, qualcuno dice avevano in mano dei cellulari, però insomma da quei fotogrammi che abbiamo potuto vedere e che state magari vedendo anche in onda, potrebbero non essere dei cellulari.
Ma guardi, 2 anni fa, poi ancora non si è conclusa definitivamente, c'è stato un altro omicidio in cui un video è stato molto importante, è andato a confermare quella che le dichiarazioni del mio assistito imputato aveva indicato e che fortunatamente quel video ha confermato, e quindi devo dire che l'aspetto tecnico dei video è molto importante. Non intendo lanciarmi in interpretazioni di cosa possono essere quegli oggetti. Sicuramente nelle mani degli altri ragazzi degli oggetti ci sono, ma non mi permetto oggi di affermare che possa essere un cellulare, una sigaretta elettronica o altro. Avvocato, il suo assistito ha detto, insomma, anche la paura probabilmente di vedersi dei ragazzi che sono scesi dalle auto, insomma numerosi, e loro erano in 2. Penso che chiunque ragionevolmente possa ritenere che in una situazione che già era stata preceduta da una fase di battibecco importante, con qualche altro aspetto rilevante ai fini dell'indagine e della ricostruzione, possa aver avuto fortissimo timore vedendosi arrivare un numero di ragazzi ben superiore rispetto a chi stava subendo, diciamo, quel confronto. Grazie davvero, avvocato. Grazie. Da Treviso è tutto, la linea allo studio. Ecco, noi ora torniamo a Biella perché abbiamo in collegamento il nostro Lucio Zanato con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Ecco, stiamo vedendo le immagini, Biella già pacificamente invasa dalle penne nere. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, l'immagine che vi sta facendo vedere Alberto Pivetta è solo di un pezzo di una delle strade che portano al centro e quindi anche all'area di sfilamento qui a Biella. Devo dire una pacifica invasione già da ieri sera, abbiamo visto veramente tantissime penne nere e soprattutto abbiamo visto una pacifica invasione dal Veneto e anche dal Trevigiano. Allora, cominciamo però con una cosa importante, perché c'è da dire che Giancarlo Gentilini a questa adunata purtroppo non ci sarà il suo cappello, il direttivo ha deciso per imparzialità di non farlo sfilare col cappello con le nuove regole, però Graziano Tonon, suo vecchio amico, qui a sfilare domani con il gruppo alpini di Piavon, lo porterà nel cuore come tutti noi alpini trevigiani. Sì, buongiorno a tutti. Sì, sicuramente un amico importante che ha fatto parte di tante cerimonie, di tanti avvenimenti assieme. Tanti lo porteranno nel cuore, io in particolar modo, perché sono molto vicino alla famiglia, alla Maria, a lui, ai figli, perciò voglio dire, sarà una cosa emozionante che nel mio intimo lo porterò veramente nel cuore. Allora, quando vedremo sfilare Treviso, quando vedremo sfilare i vari gruppi di trevigiani, sicuramente tutti noi dovremo fare un ricordo a Giancarlo Gentilini, anche se il suo cappello non sfilerà con noi. Ma allora io inviterei, voglio dire, tutto il pubblico, specialmente i veneti, quando sfilerà la sezione di Treviso, che sia accompagnato da un grande applauso, ma per un grande applauso per noi che sfiliamo, che portiamo avanti questa tradizione delle sfilate, anche se il tempo domani non sarà clemente, ma per un ricordo, per ricordare Giancarlo, perché secondo me se lo merita veramente. Poi lei sta già organizzando una cosa per il 18 luglio, però non diciamo nulla perché oggi lavora all'Alpino, anzi oggi sfila all'Alpino, vero? Sì, oggi sfila all'Alpino, come dici te stiamo preparando per il 18 luglio, dico solo che Giancarlo era uno dei fondatori di questa festa e vedremo di fare il possibile per ricordarlo al meglio anche lì. La festa sotto Abeusera. Sempre sotto Abeusera, grazie. Grazie. E allora adesso noi lasciamo Treviso per un attimo, andiamo sull'altopiano di Asiago per far vedere quanti veneti ci sono qui. Buongiorno. Si presenti. Buongiorno, sono Lucio Spagnolo, sono sindaco di Rozzo, sono vicepresidente dell'Unione Montana Aspettabile Reggenza 7 Comuni e sono qua con gli amici del gruppo di Stoccareddo che senz'altro in altopiano rappresenta il gruppo più allegro e più da adunata degli alpini, con rispetto di tutti gli altri, ma si sta proprio bene con loro. Ecco, proprio per questo allora che cosa c'è? Loro cantano e quindi non c'è adunata senza un canto, non c'è collegamento nostro senza un canto. Cosa canteranno? Sono bravissimi, mancano le fisarmoniche, ma vi faranno sentire un pezzo forte del nostro repertorio. Buona adunata a tutti e viva gli alpini! Cosa si faccia sentire?
Le 11 ore. Via. Ed il mio cuore me lo diceva di non amarla, senza di te quante ce n'è ancora più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amarla, senza di te quante ce n'è ancora più belle. Lei dormiva tra le mie braccia e ogni tanto si risvegliava. Le sue pene mi raccontava. Poi ritornava Grazie agli alpini, sentite, e faccio notare che ci sono dietro, subito si sono fermati gli alpini di Bassano, sono fermati altri alpini della zona Ponte della Priula e poi anche il gruppo alpini di Breda. Però qui abbiamo un volto importante per quanto riguarda proprio, diciamo così, l'organizzazione a livello nazionale. Come sta procedendo la donata? Bene, nonostante la pioggia, dai. Comunque siamo abituati o al sole o alla pioggia, ci ricordiamo anche la donata di Pordenone, quindi non ci fa paura per ora questa pioggerellina. Ci puntiamo, ci prepariamo per questa sera con il nostro coro Famiglia Alpina a fare anche noi il nostro dovere, insomma. Io gli alpini. Dov'è che canterete? A Cerione. Siamo 3 cori nella chiesa di Cerione questa sera alle ore 20:30. Bene, e allora saluti a tutti. Ecco, allora abbiamo salutato praticamente i cori con la musica. Come vedete qui sta piovigginando, ma gli alpini non si fermano, a volte basta un canto per ritornare ad avere l'allegria. Marta, intanto ti ridò la linea, pronto a riprenderlo da un'altra parte qui a Biella, qui con gli alpini. Si comincia con la colazione. Si comincia con la colazione. Ma ieri sera com'è andata? Bene, ieri sera è andata molto bene, visto che siamo vicini a Bar e quant'altro del nostro indole. Ieri sera che ora è andato a letto? Verso l'1:30, anche bravi, anche perché ieri sera abbiamo fatto ieri abbiamo fatto culturale, siamo andati su alla Basilica di Europa e quindi ieri sera era un po' critica. Com'è la colazione stamattina? No, buona. A parte che è sempre buona la colazione, quando ti muovi, quando sei in giro. Ma il caffè all'alpina? Caffè all'alpina. Con la grappa? Sì, quando siamo in accampamento, tranquilli, allora là facciamo le cose fatte bene come si deve. Ordine e pulizia. Sempre perfetti gli alpini. Scusami come siamo. No, alla mattina è la cosa più importante. Già. Dopo una lunga serata ci vuole un po' di riordino. Appunto, la mattina quando ci svegliava dopo le 6:30 con la reazione fisica, dopo la corsa? È dura. Però adesso ci riprendiamo pian piano. Ma... Qua sembra di essere essere tornati in caserma, no? Sì, sempre l'ordine, sempre attivi e via, e si riparte con la giornata. E oggi dove va? In centro, adesso andiamo su a vedere le fanfare, a vedere tutto quello che c'è. Bella comunque Biella. Una bella accoglienza e ringraziamo tutti quelli che siamo andati a fare per questa bella manifestazione. Ma avete preso... siamo andati qua gentilissimi su una casa qua che ci hanno offerto un po' di rosmarino. Eravamo in emergenza e questo... E quindi oggi cosa prevede il rancio? Carne alla griglia e quindi rosmarino. Ecco, allora la regia ha mandato questo contributo realizzato da Lucio Zanato e da Alberto Privetta questa mattina al risveglio degli alpini. Ritorniamo ora in diretta a Biella con l'altro nostro inviato Omar Costantini, con la collaborazione tecnica di Edoardo Alberti. A te Omar, buongiorno.
Sì, buongiorno da Biella, noi siamo a circa 500 metri dal villaggio allestito nelle pendici della cittadina piemontese. Come potete vedere, ma avete già ascoltato anche da Lucio Zanato, Giove Pluvio ha fatto capolino proprio mentre stavamo per cominciare la diretta, ma questo non ha spento, anzi sta caricando ulteriormente gli entusiasmi delle migliaia di penne nere che stanno arrivando da tutta Italia, e chiaramente in particolare noi guardiamo le nostre, cioè quelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e ti sottolineo che mentre stamattina stavo raggiungendo Bassano per recuperare il nostro tecnico e poi in viaggio in autostrada abbiamo visto tantissime auto, tantissimi pullman che, ripeto, dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto stavano arrivando qui a Biella. Chiaramente il clou, come abbiamo sottolineato, è domani durante la sfilata, però noi ci auguriamo insomma anche di raccontarvi quello che è il pre-partita, visto che siamo in vigilia sportiva, quello che sono le emozioni, gli entusiasmi da parte ripeto, delle tantissime penne nere che stanno raggiungendo alla spicciolata. Vediamo qua, abbiamo da Paesana, Saluzzo, lei da queste parti. Ma siamo anche noi qua, siamo venuti al raduno come tutti gli anni, bisogna partecipare a queste cose qua. Allora un saluto agli amici del Triveneto. Un saluto agli amici del Triveneto dalla provincia di Cuneo. Bene, allora buon viaggio, come si dice, a lei, mi raccomando, e poi la pioggia tempra, Sì, si sta allargando. Ecco, chiaramente ci dicono gli alpini locali, il tempo si sta aprendo, fa i dispetti, è dispettoso perché vuole disturbare la nostra diretta, ma questa è un'ulteriore spinta per essere sempre sul pezzo e raccontarvi quello che accadrà. Se avremo altre occasioni nel corso di questa edizione del telegiornale riprenderemo la linea qui da Biella, magari con gli alpini dedicati alle sezioni magari di Treviso e del Veneto. Per il momento è tutto, ti ripasso la linea. Complimenti. Grazie e buon lavoro naturalmente ai nostri inviati. Torneremo a collegarci nel corso di questa prima edizione con Biella, e poi vi ricordo naturalmente Antenna 3 seguirà la sfilata di domani a partire dalle 7:30 del mattino, come sempre con una lunga diretta, ma già questa sera faremo uno speciale in prima serata dedicato appunto agli alpini, con tante interviste, i concerti e le manifestazioni che sono in programma nella cittadina piemontese. Noi ora continuiamo con la cronaca, andiamo nel Vicentino, a Montecchiomaggiore, dove un residente è stato bloccato nuovamente alla guida di un'auto senza patente, ma non solo, sentiamo. Viaggiava con l'auto senza assicurazione, senza patente e con la targa contraffatta. È stato fermato e denunciato il conducente di una Ford Fiesta a Montecchiomaggiore dagli agenti di polizia locale dei Castelli. L'uomo, un italiano di 60 anni, residente in città alla guida della vettura, alla richiesta degli agenti di esibire i documenti durante un normale controllo, ha subito reagito in modo aggressivo e violento. L'uomo stava circolando nonostante avesse esaurito tutti i punti della patente sospesa a tempo indeterminato. Per eludere i controlli aveva modificato una lettera del numero di targa, una G al posto di una C. La Fiesta era inoltre priva dell'assicurazione RC Auto obbligatoria. Un comportamento recidivo di cui l'uomo era già stato segnalato l'ottobre scorso a bordo di un'altra vettura che era stata sequestrata. Al sessantenne sono state contestate sanzioni per 4.000 euro. L'automobile è stata confiscata e l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale e circolazione con targa contraffatta. La cronaca ci porta nuovamente a Padova con la notizia di un uomo ubriaco che ha minacciato la madre e ha devastato la loro abitazione. È stato arrestato dai carabinieri della sezione del radiomobile di Padova per il reato di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 45enne residente in zona Arcella che aveva aggredito la madre ed era ubriaco. Il fatto risale da alcuni giorni fa, ma è stato
reso noto solo oggi. Entrato nell'androne condominiale, i militari hanno udito distintamente delle grida provenire dai piani superiori e su un pianerottolo hanno trovato la donna che aveva chiesto aiuto al 112 e presentava segni di percosse alle braccia e al petto. In casa c'era il figlio seduto ad un tavolo in evidente stato di alterazione, attorno a lui tutta una serie di oggetti e suppellettili danneggiate. La madre ha raccontato di vessazioni e violenze subite per anni da parte del figlio. Ha riferito che era entrato in casa ubriaco ed in preda all'ira aveva iniziato a spaccare tutto quello che gli capitava sotto mano e poi a rivolgere la propria ira nei confronti della mamma, minacciando di ucciderla. Già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, ma poi riammesso in casa della madre, il figlio è stato arrestato e il GIP ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Questa dunque è un'ultima ora di cronaca che ci arriva da Padova, ma ora andiamo a Montebello Vicentino, che domani vivrà il quinto Bomba Day. Verrà infatti rimosso un ordigno ritrovato ancora una volta nel cantiere della TAV. Saranno evacuate oltre 120 persone e bloccate l'autostrada A4 e la linea ferroviaria dal mattino fino alle 14:30, ma ci aggiorna su tutti i dettagli in diretta da Montebello Vicentino Daniele Garbin, che vedo in collegamento insieme al vice sindaco Stefano Valente. A te Daniele, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio siamo in piazza a Montebello come vice sindaco, come giustamente e correttamente hai detto. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi. Ecco, si stava un po' chiacchierando così rispetto a questo evento che purtroppo è diventato una normalità, purtroppo, perché ormai è l'ennesimo, il quinto dicevamo, e potrebbe non essere l'ultimo, perché anche questo è una considerazione che stavamo facendo, proprio perché in quella zona del quartiere della TAV potrebbero esserne ancora, vero sindaco? Diciamo che quel ponte lì è stato bombardato nella fine della seconda guerra mondiale, è stato bombardato moltissimo, e quindi però noi incrociamo le dita che anche perché hanno ancora poco da fare nel nostro comune, quindi speriamo, però diciamo che la possibilità c'è. Ecco, domani verrà evacuata sempre la stessa zona, questa via Ronchi martoriata, lì le operazioni inizieranno più o meno con la stessa prassi, vero? Sì, come le altre volte, i cittadini che devono essere sfollati devono uscire entro le 8:30. Il CCS invece sarà già aperto dalle ore 7, l'autostrada verrà chiusa alle 8:45 e dalle 9 in poi inizieranno le operazioni dell'8° reggimento della Folgore. Ecco, la parte che preoccupa di più è soprattutto questo disagio, la circolazione, ricordiamo verrà chiusa l'autostrada tra il casello di Montebello e Montecchio e la parte ferroviaria, anche questa in teoria fino alle 14, anche se potrebbe essere che riusciate a fare prima. Sì, l'autostrada viene chiusa da Montebello a Montecchio, con la possibilità, che si è anche già verificata le altre volte, poi di allungare la chiusura da Soave a Vicenza Ovest in base un po' al traffico. Sarà chiusa anche la ferrovia, quindi ci sarà parecchio traffico nella regionale 11, siamo già attrezzati, siamo già collaudati, ma sicuramente poi la bella giornata che si prevede porterà parecchio traffico. Ecco, senta, c'è apprensione per esempio tra i cittadini, magari per episodi di sciacallaggio, dicevamo prima, magari per l'ennesima volta lasciare le abitazioni incustodite diventa anche una preoccupazione legittima. Sì, infatti non le biasimo, allora la macchina operativa prevede il controllo durante le operazioni, ma anche a seguire dopo con le forze dell'ordine, quindi la zona sarà tutta controllata, quindi possono stare tranquilli. Un mese scorso abbiamo fatto un incontro con la Contraronchi, con i cittadini, dove abbiamo spiegato un po' come si svolge e perché, come così. È stato molto apprezzato questo intervento che abbiamo fatto e quindi li abbiamo tranquillizzati. Giustamente la preoccupazione, sai, c'è sempre. Allora sindaco, intanto le auguriamo buon lavoro a lei e al pool che verrà proprio fatto qui nel municipio, insomma coordinamento della prefettura. Domani inizia a che ora? Alle 7 aprirà il CCS e fino alla fine delle operazioni, quindi si pensa verso le 14, ma confidiamo di anticipare. Allora buon lavoro e grazie vice sindaco. Grazie a voi e ai telespettatori. Ecco, da Montebello è tutto. Marta, a voi la linea.
Grazie a Daniele Garbin per questo collegamento da Montebello Vicentino. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, subito dopo torneremo in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale e nuovi collegamenti in diretta con i nostri inviati a Biella. Tra poco, restate con noi. Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci di nuovo in diretta, proseguiamo con la cronaca dalla provincia di Treviso dove è boom di reati informatici nei confronti delle imprese. 6 denunce su 10 delle aziende della provincia sono per attacchi di cybercriminalità. Il 58,8% delle denunce presentate dalle aziende trevigiane riguarda reati informatici. In pratica, 6 reati su 10 ai danni delle imprese sono condotti attraverso internet. La cybercriminalità rappresenta ormai il pericolo numero 1, il canale preferenziale utilizzato dai malviventi. Lo scopo è quello di acquisire soprattutto i dati e le identità. Il furto di identità è la cosa principale, perché tramite l'identità poi fasulla, che può essere di un'azienda o di una persona, il criminale può andare a riscuotere cifre oppure può andare a filtrare altri tipi di informazioni delicate. Molte volte questo tipo di reato non è conclamato, quindi chi subisce il furto di identità non è consapevole, perché non è ovviamente un obiettivo dell'hacker renderlo pubblico e noto. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha reso noto che nel 2023 le aziende della provincia hanno presentato 8.000 denunce per un campionario che comprende furti, rapine, estorsioni, contraffazione e violazione della proprietà intellettuale, ricettazione, riciclaggio, usura e danneggiamenti. Il dato generale è in crescita del 2,3%, ma niente cresce tanto quanto i reati informatici e la consapevolezza delle aziende di doversi difendere. Già per legge è prevista un'importante attenzione verso la parte di cyber security, almeno a livello di governance. Questo va accompagnato poi di un'infrastruttura dove la cyber security non può più essere considerata soltanto il firewall anti-spam, ma bisogna dotarsi di strutture che riescano a proteggere sia dagli attacchi esterni che poi anche da quello che è il social engineering, ovvero sia la parte di hacking che viene condotta sulle persone direttamente. Le persone sono l'anello debole all'interno di un'azienda, per cui la loro formazione, compresa la simulazione di subire un hackeraggio, sta diventando basilare. Se una connessione internet rappresenta una finestra aperta sul mondo e se il mondo chiede continuamente di essere connessi in rete, si può capire quanto il rischio sia alto in un contesto in cui il pericolo può arrivare da ovunque. Oggi c'è un forte incremento, per esempio negli attacchi tramite QR code, sono più del 25% a livello mondiale, quindi tutti quanti quelli che noi troviamo QR code per velocità, per linkarci da qualche parte. C'è un aumento sugli attacchi voice, quindi il phishing cosiddetto, ovvero impersonificazione di altre persone per rubare dati, informazioni o anche denaro. E poi ci sono adesso, è stato riscontrato anche un aumento entro il 15% degli attacchi condotti tramite intelligenza artificiale. Torniamo nel Vicentino, ora a Valdagno, dove sono numerosi gli attestati di stima e solidarietà arrivati in questi ultimi giorni al sindaco Maurizio Zoldan, uno dei 6 indagati in seguito alla voragine che si è aperta sul ponte dei Nori ed ha inghiottito padre e figlio. Solidarietà al sindaco Maurizio Zoldan, che ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla Procura di Vicenza, che sta indagando sulla tragedia del ponte di Nori a Valdagno, dove il 17 aprile scorso hanno perso la vita 2 persone. Un atto dovuto che però ha fatto scattare immediatamente attestati di stima e fiducia da parte di politici e amministratori locali, a partire dal collega di Treviso, Mario Conte, nella veste di presidente veneto dell'ANCI. Che è un grido d'allarme che lanciamo a livello nazionale, perché noi non ci sottraiamo alle responsabilità, ma chiediamo semplicemente di avere gli strumenti per poter far fronte a queste responsabilità e quindi chiediamo norme, strumenti normativi e risorse. Diversamente chiediamo che ci vengano anche tolte le responsabilità, perché se io non ho le risorse per asfaltare una strada, perché sono soggetto a tagli, non possono neanche caricarmi di responsabilità se un cittadino cade in una buca. Fare il sindaco oggi è particolarmente complesso e comporta degli oneri che sono assolutamente rilevanti e che
poi quando accadono queste cose sono spiacevoli, fermo restando che ovviamente se ci sono delle responsabilità andranno accertate e quindi la magistratura fa il suo mestiere. Ci troviamo qua di fronte di sindaci che devono affrontare una situazione personale difficile. Il sindaco Zordan di Valdagno ha ricevuto anche un avviso di garanzia in conseguenza e quindi è chiaro che noi tutti siamo stretti, siamo forti insieme a lui per dire vai avanti perché sei nel giusto, hai lavorato bene. Grande solidarietà al sindaco di Valdagno per l'avviso di garanzia che ha subito, un atto dovuto però è un atto che fa male. Mi sento di esprimere la mia totale solidarietà sia in rappresentanza della provincia di Vicenza ma anche come collega, in quanto quello che è successo a lui poteva succedere a qualunque di noi senza che ci sia nessuna colpa specifica. Dal punto di vista nostro diciamo, ci sentiamo non dico tranquilli ma coscienti di aver fatto tutto quello che poteva essere fatto. Ovviamente essendoci stata la perdita di 2 vite umane abbiamo messo a disposizione tutte le informazioni dell'autorità giudiziaria perché venga fatta chiarezza, perché lo dobbiamo a chi è deceduto e ai familiari di chi è deceduto e quindi ecco ci aspettiamo che il risultato sia chiaro insomma da questa inchiesta. Ed intanto è stata fatta una prima stima dei danni provocati dal nubifragio che ha investito la Valle del Lagno provocando la tragedia del crollo del Ponte dei Nori è di 50 milioni di euro e intanto ieri si sono riuniti sindaci e provincia con la regione chiedendo formalmente il riconoscimento dello stato di calamità naturale. C'è stato un fronte comune tra tutti i rappresentanti territoriali a livello parlamentare, regionale e ovviamente noi sindaci nel chiedere con forza lo stato di calamità ma soprattutto dare risorse per la prevenzione che è quello che sta più a cuore ai sindaci. Penso che tutta la Valle del Lagno, 50 milioni siano pochi di danni solo alle strutture comunali senza poi pensare ovviamente ai corsi d'acqua che sono di competenza regionale, mi viene da pensare al Genio Civile, al Terpinura Veneto e ovviamente al servizio forestale. Noi abbiamo fatto una prima relazione per la Regione Veneto, per dei danni, prima di tutto per tutti quegli interventi d'urgenza che abbiamo dovuto sostenere per riportare alla normalità la situazione, riaprire le strade da smottamenti, da questi straripamenti che abbiamo avuto particolari. E poi naturalmente c'è tutta una stima di diciamo, interventi per ripristinare, per manutentare anche quelle che sono appunto quello che è il territorio, perché ci siamo detti anche stamattina, abbiamo bisogno di una semplificazione anche normativa. E non ci sono ristori, questo è il problema. E non lo so, noi abbiamo delle grosse difficoltà, l'ho anche espresso prima, perché o arrivano dei ristori, possiamo intervenire e mettere in sicurezza il territorio, o non so come potremo fare. Fare fronte comune e chiedere un incontro al Ministro perché abbiamo bisogno di risorse per sistemare questi danni, ma soprattutto abbiamo bisogno veramente di uno sforzo per dare la possibilità anche a chi ha avuto danni privati di essere ristorato. Andiamo ora a Bassano del Grappa, tra pochi giorni verrà siglato tra comune ed esercenti il patto civico per cercare un equilibrio tra diritto dei residenti del centro e quelli dei locali e dei loro clienti. La questione è sempre la stessa, quella della movida e dei cosiddetti locali fracassoni. La movida fracassona, gli addii al celibato sopra le righe, gli schiamazzi, le risse notturne nel salotto buono cittadino non sono accettabili. Lo confermano gli esercenti bassanesi che sposano in pieno la proposta dell'amministrazione Finco di sottoscrivere un patto civico. Finalmente abbiamo trovato anche con l'assessore Campagnolo il momento proprio anche di ripresentarlo, di portarlo avanti, di correggerlo, perché ricordo che quando era nato come una prova e doveva essere corretta di anno in anno per vedere quali erano le situazioni un po' più critiche o le cose da modificare. Adesso con l'amministrazione siamo in linea, la settimana prossima dobbiamo già trovarci per
estendere il patto civico, insomma. Il patto non è altro che un accordo fra esercenti e città, nel quale si definiscono orari di chiusura e apertura dei bar e dei locali e i comportamenti da tenere, soprattutto di notte e nel fine settimana. Il patto civico serve proprio a questo: nel momento in cui si firma un accordo con l'amministrazione e i cittadini, si sa che chi sgarra verrà sanzionato o punito. Questa è una cosa che la sappiamo già da tempo. Nel mirino c'è l'equilibrio di quell'ecosistema delicato che è un centro come quello di Bassano, fatto di residenti, locali, negozi. Dobbiamo trovare una cosa per la buona convivenza di tutti quanti, insomma, noi perché dobbiamo lavorare, i cittadini perché hanno diritto anche loro alle loro ore di riposo, insomma, e soprattutto che Bassano continui ad essere così viva sia di turisti durante il giorno che anche la sera, che è sempre ben frequentate, in modo sicuro e corretto. Su una cosa sono tutti d'accordo: non c'è posto per chi sgarra, tanto fra i baristi quanto fra i clienti. Le persone che urlano, che non si comportano in una certa maniera, vengono sicuramente non dico allontanate, ma segnalate alle forze dell'ordine, come era per qualche anno fa l'idea del celibato. L'idea del celibato sono benvenuti se tengono un comportamento, se vengono qua vestiti da carnevale con cose volgari, vengono allontanati dai locali. Ancora svastiche a Pederoba, siamo in provincia di Treviso, imbrattato per la terza volta il murale dell'artista Diego Montagneri in via Matteotti, ma stavolta un video incastra il responsabile. L'artista si faccia avanti, non cerco vendetta, lo invita a chiamarlo. Vediamo. Bomboletta in mano, eccolo che arriva, cappuccio calato in testa, l'autore delle svastiche. 10 di sera, giunto a piedi, indisturbato, comincia a disegnare il simbolo nazista. Nuovamente colpito il murale di via Matteotti a Covolo di Pederoba. Continua a farmi queste svastiche, è la terza volta che mi fa svastiche su tutti i due lavori. Io sì, ho messo una piccola telecamerina. A parlare è l'artista che per l'ennesima volta vede deturpato il suo murale, nato con l'intento di abbellire e ridare luce a un angolo di paese grigio. In questo momento mi sento un po' solo perché praticamente anche un mio amico mi ha detto: Diego, ma cosa te ne frega, tanto ti hanno pagato, hai fatto i 2 lavori, cioè non sono più problemi tuoi. Ma io penso, sono dell'idea che, cioè, in senso, chi vuole essere una persona buona non deve solo non far del male a nessuno rigardito, cioè dovrebbe agire tentando di fare qualcosa per il bene della società. Chi abita lì in zona, nessuno mi dice niente, nessuno sa niente, nessuno mi dà una mano, insomma, su dirmi chi può essere stato, che poi sto ragazzo da quello che ho visto io ha fatto la svastica alle 10 di sera, non è che poi va a piedi, quindi abita là in zona. Amarezza e senso di impotenza e l'amministrazione a far scattare la denuncia contro ignoti dopo le diverse segnalazioni già fatte ai raid vandalici precedenti. Atti che sembrerebbero di matrice ideologica. Non molla Diego Montagner, che nelle 2 volte precedenti in cui erano stati imbrattati nei mesi scorsi anche spazi pubblici e cartelli, era andato personalmente a ripulire i suoi murales. Era stato proprio lui a aver posizionato delle piccole telecamere per controllare le sue opere, immagini che hanno restituito la sagoma del giovane autore delle svastiche. Nell'atto vandalico però una di queste è stata anche rubata. Ormai siamo una società fatta di robot, hai capito? Cioè di gente che ognuno riga per la sua strada, nessuno aiuta nessuno, ecco. Io penso che anche i genitori di questo ragazzo sappiano chi è. Infatti faccio un appello, dico che se sanno che il suo figlio ha fatto queste cose qui, che mi chiamino pure. Se ne parla, ripeto, non è che cerco vendetta, hai capito? Non è che se ne parla, è importante che non lo faccia più, ecco. Ovviamente si prenderà un po' di provvedimenti, ma adesso non è che l'importante è che si trovi. Per chi deturpa il reato è di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale e può essere punito con una pena fino a 5 anni. Chissà dunque se il giovane si farà avanti da solo o il lavoro dei carabinieri per l'identificazione dovrà continuare. Torniamo ora a Biella, ci chiede la linea il nostro Lucio Zanato che assieme ad Alberto Pivetta sta seguendo la 96esima adunata nazionale degli alpini. A te Lucio.
Beh, mi dicono di andare direttamente, allora torniamo in diretta qui a Biella, ma ci torniamo con delle cose davvero particolari, ci torniamo con gli ufficiali di complemento. Perché Marta ti voglio raccontare questa storia? Perché normalmente quando si pensa al servizio militare, si pensa normalmente, diciamo così, alla naia, si pensa ai 12 mesi, si pensa alla cartolina. In realtà poi è esistita un'altra forma di fare il servizio militare, ovvero quello degli ufficiali di complemento. Si faceva un concorso, a questo concorso si accedeva e poi si facevano 5 mesi di corso, e in questi 5 mesi di corso, a seconda delle specializzazioni, si arrivava ad avere quella che si dice attitudine al comando. Ecco, questi signori che vedete con i bantam decisamente diversi rispetto a quelli degli alpini o degli artiglieri, perché io devo stare anche dalla mia parte, questi sono tutti alpini, signori ufficiali della scuola di Aosta, che noi tra diciamo così ufficiali di complemento riconosciamo come la più tosta, va detto. Noi a Bracciano facevamo molti più accertamenti di tipo tecnico, proprio perché si utilizzavano i mezzi di artiglieria, loro invece erano veramente, loro dovevano avere attitudine al comando per eventuali assalti, dovevano essere pronti per sciare, dovevano essere pronti anche per arrampicarsi. Quindi pensate un po' voi che cosa vuol dire un corso alla scuola militare di Aosta. Cominciamo con lei, il suo nome, il suo cognome? Andrea Ienna, io sono di Verona e ho fatto il 118° corso AUC tanti anni fa. Allora ero il più giovane del corso. Ma è la sua storia, come è arrivato a fare l'ufficiale degli alpini e soprattutto cuccarsi il corso a Aosta? Io avevo mio nonno che era in artiglieria da montagna, ha fatto la prima guerra mondiale e insomma quindi anche per tradizione sapevo che si poteva fare il corso alle ufficiali, e quindi quando è stato il momento, finito il liceo, prima di fare l'università, ho deciso di andare a fare il servizio. Ma a 19 anni pensavi di fare 15 mesi anziché i 12? Una scelta anche quella, si sa che era difficile, ma la montagna è una passione e quindi si è fatto volentieri. Una delle cose che si dice sempre è: la mamma cosa ha detto? Oh, la mamma approvava tutto sommato. Però una lacrimuccia quando è partito? Insomma ci sta, il bambino è andato, io avevo 18 anni allora, e vabbè, è una maniera per crescere. Appunto, il bambino è andato, questa è una cosa importante, perché quando si è fatto il corso si è passati dalla gioventù e forse dalle gonne della mamma alla vita vera. Hai dato il suo nome, il suo cognome? Io sono Gianluca Caronesi da Vaprio d'Adda, ho fatto anch'io il corso con Andrea, il 118°, quindi gennaio 85, io avevo già 25 anni, ormai mi stavo laureando e quindi sono partito per la scuola di Aosta senza sapere bene cosa significasse, e l'ho scoperto quando siamo arrivati e abbiamo cominciato l'addestramento ad Aosta. Era l'anno della grande nevicata, quindi io sono partito da casa che cominciava a nevicare, siamo arrivati su e abbiamo visto solo neve per credo 2 o 3 mesi. Senta, ma la prima notte in caserma cosa ha pensato? Io ero già un po' più grande, l'ho vissuto un po' meno difficile, lo sforzo fisico era alto, quello morale o così d'impegno era forte, però ero già un po' più grande rispetto per esempio ad Andrea, che era un altro gruppo di allievi che avevano 5 anni in meno, e 5 anni a quell'età sono importanti. Esatto, 5 anni sono importanti perché uno può dire la prima notte sapete che c'è questo mondo di matti, prendo e me ne vado. L'impatto del mondo tra virgolette di matti sì, perché poi c'è tanta goliardia, ci sono la compagnia anziana che ti aiuta e ti dà tanto insegnamento e poi ti fa qualche addestramento informale, tipo un po' di flessioni per farsi le spalle, un po' di, non direi scherzi, ma sono goliardia proprio. Ecco, esatto, perché dobbiamo sfatare questa idea del nonnismo, soprattutto poi durante il corso. Cioè noi come diciamo allievi ufficiali avevamo delle regole ben precise anche per quanto riguarda, diciamo così, il nonnismo. Non esisteva, il nonno era una persona che addirittura un tuo vecchio che ti proteggeva in certe situazioni, oltre che darti tutte le dritte, tipo le vesciche sui piedi con gli scarponi nuovi. Sì, il nonno ha in tutto, anche nel battaglione è così, il nonno ha una funzione educativa e di supporto, è proprio il tuo
vecchio perché magari ha 3 mesi in più di te, ma che ti aiuta sempre, appena sei in difficoltà interviene. Poi la contropartita è lo scherzo delle flessioni piuttosto che di farti pagare una bottiglia quando sei ufficiale, ma c'è sempre questa forma di aiutare gli altri, che poi è lo spirito degli alpini, aiutare sempre gli altri. Ecco, senta, intanto il suo nome e il suo cognome? Alessandro Cimiotti, dal Friuli Venezia Giulia. Io rappresento tutta la regione perché risiedo in Carnia ufficialmente, vivo a Grado e lavoro alla Tisana, quindi insomma copro tutto il Friuli. Corso? 118esimo chiaramente. Siete tutti siamo tutti. Ecco. Senta, ma poi nella vita che cosa gli ha servito? Sono tantissimo perché ho imparato, sentivo che chiedeva prima ai miei colleghi di corso, ho imparato che se devi chiedere qualcosa agli altri, io faccio l'imprenditore, devi prima averlo fatto e averlo fatto con molta più difficoltà in modo tale da poter sapere cosa chiedi agli altri. Ecco, questo è il vero insegnamento che poi ha lasciato la scuola, le scuole militari, nel mio caso di artiglieria, nel suo caso invece la scuola militare alpina vera e propria, cioè l'idea di dire che se poi hai diciamo così comandi o un battaglione o una batteria, non è un comando, è un prendersi la responsabilità degli altri. Assolutamente sì, perché hai delle persone, io avevo 19 anni, quindi anche 18 e mezzo, e quindi prendersi in carico 40 persone praticamente, un plotone a quell'età lì vuol dire avere consapevolezza, aver fatto le cose prima, ecco, questo è importante. Allora io vado da altri perché poi noi abbiamo una piccola sorpresa. Marta, sai che ti terrò abbastanza la linea perché qui a Biella occasioni come queste non capitano spesso. Mi avvicino a un altro degli ufficiali, tanto il suo nome e il suo cognome. Cesare Guerini. Da dove viene? Vengo da Desenzano, Brescia. Corso? 118, no? Tutti quanti 118, benissimo. Sì. Senta, i valori imparati in questi 5 mesi di corso, portati avanti per tutta la vita, come riusciamo a trasmetterli ai giovani? Con l'esempio. Responsabilità e disciplina si trasmettono con l'esempio. Non c'è un altro modo, non si devono raccontare. Ecco, ma come si fa ad avvicinarli questi giovani che sembra che abbiano bisogno di punti di riferimento? Noi ci hanno avvicinato con diciamo così, un concorso, ci hanno avvicinato con una cartolina che poi è diventata appunto un concorso. Avvicinarli nella vita, ma tanto li devi incontrare per lavoro e quindi gli dai il loro esempio e ti seguono, perché non è vero che i giovani siano così privi di valori o sbandati, non è affatto vero, ne incontro tutti i giorni di giovani che hanno dei valori, hanno l'intelligenza e la volontà di perseguirli. Ecco, e poi appunto trasmettere quello che si è imparato noi. Appunto, sì. E se lo trasmetti ti ascoltano e cercano di seguirti. Ecco, questo è un altro degli insegnamenti. Ma io volevo chiudere questo nostro collegamento perché anche gli ufficiali della scuola militare alpina cantano, perché uno dice no, ma l'ufficiale non canta, gli ufficiali non cantano, non è vero. Allora, il suo nome e il suo cognome? Io mi chiamo Francesco Tavecchio. Corso anche lei 118? Corso 118. Quindi ho beccato tutti quelli del 118, faccio notare che io sono del 109, per cui sarei quasi un nonno per loro, ma lasciamo perdere. Allora, finiamo con un canto. Che canto i signori ufficiali ci propongono? Vieni alla Mara? Via, cominciamo e finiamo il collegamento con voi. Si vedono giù dal piano le baite al sole d'or, gran festa di colori, i prati sono in fior, e lascia il tuo lavoro, vieni alla Mara con me, vieni, 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 vieni bella mora, vieni alla Mara con me, vieni, 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 vieni bella mora, vieni alla Mara con me. E mentre accendo il fuoco, prepara il desinar, metti una pinta in tavola, non lo dimenticar, già pronta è la polenta, vieni a vederla fumar, mangia, 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 bevi, 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 e poi comincia a cantar,
Mangia, 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 bevi, 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 bevi e poi comincia a cantare. Grazie signori ufficiali, grazie a tutti voi. Io restituisco la linea da Biella, pronta a riprendere con altre novità qui dalla 96esima adunata nazionale degli alpini. Grazie a Lucio Zanato con Alberto Pivetta. Restiamo però a parlare di alpini e restiamo a Biella con gli altri nostri inviati. Vedo che si è collegato Omar Costantini. A te Omar, buongiorno di nuovo. Sì, grazie, di nuovo prendiamo la linea, siamo sotto il porticato qui a Biella, all'interno come insieme al collega Zanato siamo all'interno del villaggio. Chiaramente sta continuando a piovere, anche se secondo gli ultimi controlli dovrebbe in teoria smaltire in tempo per poterci anche permettere di fare un lavoro ulteriormente accurato. Allora qui abbiamo gli amici di Trento, di San Michele all'Adige, il gruppo di San Michele all'Adige. Allora, contenti, entusiasti? Bellissimo, bellissimo, una grande festa, tutti in compagnia, ospitalità bella e giù. Ospitalità bella perché siamo a Biella. Infatti è una bella giornata anche. Questa è una cosa importante. Ecco. In quanti siete? Siamo in 7. Poi ci sono altre persone ma sono in giro, ma noi come gruppo siamo in 7, anzi 8, 9, 10. In 10? In 10. Vi vedo che avete già cominciato. Ma abbiamo già cominciato ieri. L'antidoping. Ecco, ma tanto viaggiamo col pullman. E allora? Quindi ragazzi bevete però non mettetevi al volante. Un bel messaggio il suo. Sentiamo anche il suo collega di reparto. Allora, buongiorno, come sta andando? Benissimo, malgrado il tempo tutto bene. Però comunque dicono che tra poco dovrebbe... Speriamo. Biella insomma. Biella è bella, bella. Piccolina ma bella. Ecco, questa cosa è importante. Continuiamo a fare un po' i giochi di parole che si possono fare in televisione. No. Allora, Bondi, contento? Bondi, contentissimo. Grazie dell'ospitalità e alla prossima. Bene, quando ha fatto il militare? Nell'85. Non l'ha fatta il militare, era troppo 85. piccolo. Nell'85 dove? A Brunico. Ha giocato in casa? Ha giocato in casa, sì. 145esima compagnia, terribile. Dura ma buona. E avanti sempre così. Ci mancherebbe. Bondi, allora lei viene sempre da Trento? Sì, ha fatto il militare? Valle di Noio, San Candido. Ah, caro, un po' al freddo, dai, a quegli anni, però dai, è stata una bella esperienza. Adesso ce la godiamo, dai. Volevamo sempre quei più piccoli, li prendevamo dietro, però hanno una certa misura, però dai, no dai, tutto bene. Biella è bello, gente in gamba veramente, abbiamo trovato della gente molto affabile, niente, bello dai, speriamo nel tempo. E domani la grande sfilata. E domani sì, perché Trento lo sai, non so, ce n'è, sono arrivati abbastanza, una bella comitiva, penso più delle altre adunate forse. Grazie, buona donata anche a voi. Allora vediamo se riusciamo a beccare al volo altri alpini. Qua abbiamo altri trentini, 33 trottando. Allora, come sta andando signora? Benissimo. Contenta? Sì, certo. Tanta gente, tutti allegri, contenti, cantano, va benissimo. Perfetto. Una bellissima festa. Buona donata anche a lei. Grazie. Allora, vediamo qua se becchiamo altri, vediamo da dove arriva qua. Feltre, abbiamo gli amici di Feltre. Allora, Bondi, contento? Prego? Contento? Sì. Da oggi, da ieri? Da giovedì. Come avete sentito, come respirate l'aria alpina qui a Biella? Insomma, mi sembra molto bene. Sì, a parte il meteo forse che non ha tanto aiutato, ma insomma dai. D'altronde facciamo lo sprint, dai. Esatto. Allora, tutto bene anche? Sì, perfetto, un po' voce bassa, però tutto perfetto. No, adesso ci si ricarica. Sì, con calma, che tranquillità. Cosa quella importante? Adesso bella mangiatina a posto e via di nuovo. Questi 2 giorni come sta andando? Bene. Un po' troppa pioggia, però sì, bene. Ci si tempra. Sì, dai. Siamo alpini, siamo temprati. Mancherebbe, no? La penna deve rimanere sempre dritta. Quello sempre.
Sì, certamente sì. Che programma ha per oggi e per stasera? Beh, adesso, visto anche l'orario, adesso andiamo in accampamento e mangiamo in compagnia e poi pomeriggio verso sera ritorniamo in città a fare un giro e domani pronti per la sfilata che è il clou della manifestazione. E come gruppo, sezione di Feltre, quanti sarete? Non lo so, il fatto è che per noi è distante e quindi tanti non sono venuti. Speriamo comunque, perché comunque sono state organizzate delle corriere e tutto quindi speriamo. Comunque, come sempre, è sempre una bella manifestazione, è sempre bello ritrovarci tutti quanti insieme. Allora, buona donata anche a lei. Allora, noi adesso proviamo a spostarci perché Giove Pluvio si è messo un attimo da parte, vediamo insomma, mentre Lucio Zanato va verso la montagna, noi ci spostiamo verso la pianura, magari sentiremo le altre voci degli alpini del Friuli, Venezia Giulia e del Veneto. Per il momento ti ripasso la linea, noi siamo sempre pronti a intervenire. Omar Costantini, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, pronti a ritornare a Biella dai nostri inviati. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, in gran parte dedicata alla adunata degli alpini in corso a Biella. Ci richiede la linea il nostro Lucio Zanato con Alberto Pivetta. A te buongiorno di nuovo. Buongiorno Marta, siamo in uno dei corsi principali di Biella, vedete il centro storico, ovviamente invaso degli alpini, ma io vi ho chiesto la linea perché ho trovato gli alpini di Genova e voi direte perché sono importanti gli alpini di Genova? Perché sono quelli che raccoglieranno la stecca. Intanto il suo nome e il suo cognome? Giovanni Foppiano del gruppo di Cicagna, Val Fontana Buona. Ecco, voi siete quelli che domani raccogliete la stecca e quindi poi, come si dice, sono tutti affari vostri. Tutti cavoli nostri, ovviamente. Intanto come state vedendo questa adunata? Una bella adunata, peccato un pochettino per il tempo, siamo stati accolti benissimo da tutte le attività, da tutte le persone del posto, quindi grazie Biella e appunto speriamo nel tempo per domani, per la sfilata. Qualche suggerimento da portarsi a Genova? Qui diciamo che noi a Genova abbiamo i vicoli, sono un pochettino più stretti rispetto a questi, quindi provare a spostare la dunata anche nei vicoli sarebbe bello, ma non è semplice perché sono un pochettino più stretti. Poi prima mi dicevi che forse per Genova sarà l'ultima dunata, perché? Perché? Perché purtroppo siamo sempre di meno e io sono ancora uno degli ultimi, forse avendolo fatto nel 2000, sono forse uno degli ultimissimi che hanno fatto ancora la naia e non è semplice organizzare una dunata e quindi bisogna essere molto organizzati. I nostri gruppi non sono molto numerosi perché noi sono ancora tutti piccoli gruppi frazionati nelle piccole frazioni, hanno ognuno il suo piccolo gruppo, ancora gruppi da 20 persone, 30, anche meno. Quindi non è semplice poi andare a ricercare, come gruppo di Genova, andare a ricercare aiuto perché serve aiuto poi per una grande adunata. Che poi uno pensa, essendo città di mare, magari era più da marinai che non da alpini. Invece la Liguria era comunque una regione a reclutamento alpino. C'erano dei mesi per i marinai, ma la maggior parte erano poi alpini o qualche sciacabratta, scusate, fanteria mi è venuto e quindi qualcuno ancora di fanteria c'era. Senta, ma anzi no, cambiamo perché sennò fa tutto. Ma quando le hanno proposto di andare a fare l'alpino da genovese cosa ha pensato? Sbagliato strada? A dire il vero io ero prima di mare e dopo mi hanno messo negli alpini e questa è stata una bella e grande avventura perché da Genova poi ho fatto il militare a Bolzano e sono rimasto veramente affezionato a questo cappello, a questa penna e a tutto quello che c'è dietro gli alpini. Cos'è il reparto con trasmissione? Cos'era? Ero al 4° corpo d'armata alla sezione interruzioni del Genio Alpini. Quindi diciamo attività, quella del Genio, importante perché in allora appunto già c'erano le strutture, i mezzi, i ponti, diciamo il ponte Krupp ma i ponti Bailey, quindi c'era già una struttura importante. Attivato anche per diciamo l'attività civile perché ogni tanto capita con frane e quant'altro. Io in effetti ero negli uffici perché ero un disegnatore, però le mie due compagnie, il battaglione Orta e il battaglione Iseo, erano compagnie operative che hanno lavorato parecchio nel terremoto dell'Irpinia e nelle alluvioni. Già da allora, 1981-1982, hanno dato un'espressione importante per la nostra
nazione. Ecco, va detto Marta che noi ricordiamo il genio in tutti i suoi aspetti della vita militare, per esempio con Vaia, chi è andato nei Monti del Cadore è stato proprio il genio a riaprire strade, a rifare ponti, perché è importante. Allora, visto che non c'è due senza tre, ed è quello che non voleva parlare per ultimo, intanto il suo nome e il suo cognome? Gardella Ivo. Ecco, che cosa le ha lasciato l'esperienza alpina? Ma una cosa bellissima veramente, più che altro i compagni che ho trovato, che ci troviamo ancora adesso, e poi a 18 anni è stata una cosa meravigliosa, lo rifarei, partirei domani mattina. Però quando aveva 18 anni, se qualcuno gli diceva puoi scappolarla? No, avrei fatto il militare, adesso ci avrei messo la firma se fosse adesso, invece allora volevo scappare e basta. E poi invece rimane questa cosa e rimane anche per tutta la vita. Il gruppo degli alpini sicuramente è una cosa bellissima, il migliore gruppo che ci sia sicuramente. Allora, già pronti insomma per il prossimo anno voi? Senz'altro, ormai prontissimi. Allora ci vediamo a Genova. Aspettiamo a Genova. Grazie mille. Grazie, Marta, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato. Vediamo dalla regia se abbiamo in collegamento Omar Costantini che sta seguendo. No, l'abbiamo perso per il momento, ma continuiamo a parlare di montagna, allora, visto che di alpini stiamo parlando, perché le nostre montagne, sempre più fragili per i cambiamenti climatici, sono ora oggetto di un progetto dell'Università di Padova. Ne parleremo dopo, perché vedo che si è collegato ora Omar Costantini. Ecco, Omar, sei in diretta, a te. Sì, allora chiaramente abbiamo sempre la nostra nuvoletta che ci corre dietro, ma noi siamo temprati e siamo abituati insomma a prendere la pioggia. Abbiamo gli amici del gruppo di Leggio, dunque la Chiarnia è presente. La Chiarnia è sempre presente. Ecco, allora se viene l'idea che Carnia Fidelis sempre e comunque il Leggio, che ormai è famoso anche per altre cose, no? Ci sarà e sicuramente sarà sempre presente finché ci saranno alpini. Noi siamo un bel gruppo di alpini a Leggio, nonostante il paese sia piccolino, però noi siamo sempre presenti in tutte le manifestazioni, ogni anno. Allora, per gli amici del Veneto poi farò la traduzione simultanea, no? Visto che ho le cuffie, però lo faccio in marilenghe. In trosseso presenza a Biele. Allora, in questo momento si presenta in 7 voti, un arriva fra un po', in voto, però insomma per un piccolo paese alle tante, no? Insomma, comunque. Ho voto del gruppo di Leggio, è questo che... Come sezione carnica? Come sezione carnica andiamo su un numero molto più alto, perché devi far conto che ci sono quante sezioni, chiediamo al presidente? Gruppi? 31 gruppi. Fai conto una media di 10 per gruppo, secondo me siamo in 350-400 No, scusa se è poco. Sono pochi, come ho detto prima, Carnia Fidelis è sempre presente. Allora, sentiamo un altro amico qua di Leggio, sempre del gruppo, contento, temprato? Sì, sempre quando si viene in giro in compagnia si sta sempre bene, mo. E questa è una cosa importante. Svinti o plovi, bisogna essere sempre sul top. Buon. Sì, che non bisogna essere Guarda sgotta si plone, si mica fa di zucchero. 4 gotti di salute, no? Allora, sentiamo un altro alpino di Leggio, buondì. Buondì. Tutto contento? Sì, abbiamo fatto una bella giornata ieri sera. Oggi non tanto perché il tempo ci ha un po' bloccati qua sotto il gazebo, però insomma è sempre bello trovarci in queste occasioni, quindi... Come si dice in Friuli, una cosa importante, non farsi insofflare. Chi ha capito ha capito. Allora vedo se riesco a prendere altre persone al volo, stiamo veramente sotto il diluvio, ma continuiamo. Allora Bondi, contento, soddisfatto? Certo, sì, soddisfatti. Speriamo domani che regga il tempo, che non venga la pioggia, che almeno non ci bagniamo tanto. Questa è la cosa importante. Sì, speriamo bene, dai. Anche lei ieri sera ha fatto il pit stop? Ero con gli altri. È normale amministrazione. Devi dare le gomme. Certo, sì. Allora sentiamo ancora 2 persone, poi ti ripasso nuovamente la linea, sempre del gruppo di Leggio, dunque rimaniamo. No? Allora, Paolaro. Calma. Originario di Leggio, però aggregato con i colleghi di Paolaro. No. Poi chiaramente alla Dunata siamo tutti fratelli e tutti amici, e quindi quando c'è la piuma, la penna nera, siamo tutti della stessa famiglia. Ci troviamo, facciamo festa, speriamo che per domani il tempo ci dia una mano a
a fare la sfilata, altrimenti la facciamo lo stesso come abbiamo fatto dall'altra parte. Certamente. La festa, mi sembra che la gente anche qua che abbiamo incontrato è contenta, no? Apprezza la nostra presenza e quindi noi ci divertiamo e facciamo divertire. Bene, allora buona donata. Grazie. L'ultimo passaggio e poi di nuovo linea a San Biagio. Ciao. Allora, anche lei di Paolaro, misto? Io sono il Paolaro del gruppo di Paolaro. Non è Spritz, ma è Spitz. Questo è il mio cognome. Cosa importante? Così almeno sappiamo. Spritz, no? E niente, sono contento di essere a Biella. Bella donata, speriamo nel tempo. Sì. Bene, buona donata. Due parole, abbiamo sentito il capogruppo, qua ci sgridano. Allora, il capogruppo, cazzo, meno di idee. C'è meno di Questi samis dal Beni. I dischi il mio gruppo di dischi è sempre presente. Io in particolar modo che sono 35 anni che sei capogruppo, 35 anni. I speri di tenere in Montic. Perché in queste circostanze qui ha una soddisfazione enorme come alpins, come chi si sentì veramente chi viene un qualcosa di più del normale. Buona donata. Grazie tanto, Bandi. Poche parole ma chiare. Dina di nuovo allo studio, ci sentiamo tra poco. Grazie a Omar Costantini. Adesso tra pochissimo dovremo avere di nuovo Lucio Zanato. Abbiamo visto gli alpini del Friuli Venezia Giulia. La delegazione del nord-est è particolarmente nutrita. Naturalmente noi continueremo a seguire questa giornata con le varie edizioni dei nostri telegiornali e poi questa sera a partire dalle 21 fino alle 23 con uno speciale alpini. Ecco, vedo che abbiamo nuovamente in collegamento Lucio Zanato. Se ci senti, Lucio. Prendo la linea, abbi pazienza qua. Marta, che mi collego con l'ibrido, così ti posso sentire. Mi pare che adesso dovremo essere collegati. E allora l'ultimo collegamento di questa prima parte, poi ricordo questa sera dalle 21 fino alle 23 racconteremo la donata sempre qui, ma non solo, perché la donata non è solo al centro di Biella, ma è anche nei paesi limitrofi, con cori, con fanfare, con molte altre cose. Ma io l'ultimo collegamento lo voglio dedicare alle donne e lo voglio dedicare a una signora che porta il cappello d'alpino perché il marito ha fatto l'alpino. Cioè, intanto il suo nome e il suo cognome? Manuela Monti. E viene da? Forlì. Ecco, senta, cosa significa aver sposato un alpino? Guardi, io ritengo che significhi i valori del nostro paese, i valori veri del nostro paese, che non ci sono più e che secondo me andrebbero ritrovati. Quelle cose che sono veramente importanti, come rispetto per il prossimo, rispetto per gli adulti, rispetto in generale, che purtroppo si è veramente perso. Ci si rende conto che avere un uomo di altri tempi ti dà proprio questa sensazione. Se non sono indiscreto, da quando vi siete conosciuti e da quanto siete sposati? Noi siamo sposati da 31 anni e ci siamo conosciuti quindi di più, 33 anni fa, e siamo ancora felicissimamente innamorati e felici e sposati. Quindi 33 anni fa, lui quanti anni aveva? 30 anni. 30 anni, aveva fatto il militare? Sì, ha fatto il militare. Da quanto? Non da tantissimo? Da una decina d'anni neanche. 19 anni? Sì, sì. Ma l'ha sposato perché era bello o l'ha sposato perché era alpino? L'ho sposato perché era bello, naturalmente. Ancora non sapevo che fosse alpino, però andando avanti nella vita i suoi valori e i miei ci hanno aiutato veramente tanto. Sì. Senta, ma ci sono tante ragazze oggi, ci sono tanti giovani che primo sono abbastanza individuali, vedono solo il presente, tante ragazze che invece pensano che anche stare insieme sia una cosa, non dico inutile, addirittura difficile da fare. E allora come affrontarla pensando proprio ai valori alpini? Bisogna affrontarla con spirito non di sacrificio,
ma di collaborazione. Bisogna essere sempre disposti a vedere anche l'altro lato, non solo il proprio punto di vista, ma anche, altrimenti la convivenza sarebbe assolutamente impossibile. Il matrimonio e la vita familiare con i figli non aiuta e quindi bisogna avere tanta disponibilità sia da una parte che dall'altra, non solo, ma sicuramente forse le donne un pochino di più. È tradizione, è proprio abitudine. Allora, però adesso sentiamo anche l'alpino. Intanto lei, il suo nome, il suo cognome? Tuffo Mauro Tuffo. Fatto dove l'alpino? Nella Taurinense, il 4° Corpo d'Armata Alpino a Pinerolo. Cosa le ha insegnato quell'anno? Ma io poi sono stato fortunato perché avendo fatto i 4 mesi a Pinerolo, poi ho fatto i campionati italiani di pentathlon militare e sono andato... Quindi un atleta anche? Sì, e sono andato a fare i campionati italiani a Caserta e poi sono arrivato... Ah, era bello per quello, Noi ancora. Insomma, e questa esperienza che cosa le ha lasciato poi alla fine? Beh, sono create delle amicizie con dei ragazzi vicino a casa, perché io sono nato a Moncalieri, Torino, e poi niente, poi sono stato fortunato perché ho avuto molti giorni liberi e anche dei soldi in più, perché essendo parte della nazionale si stava bene. Ecco, però in termini di valori alpini, poi cosa ha trasmesso ai figli, alla famiglia? Beh, noi abbiamo una figlia che ormai si è sposata, non ne vive più, vive ormai fuori di casa, gli abbiamo insegnato i valori della vita. E che non si deve mai lasciare indietro nessuno. Quello è vero. E che a volte magari dire un signor sì in più. Sì, quello ci vuole, è fondamentale. L'educazione, sì. Ribadiamo educazione e rispetto, è fondamentale. E allora con queste parole legate soprattutto e dedicate soprattutto ai giovani, io ti restituisco la linea Marta e diamo appuntamento questa sera dalle 21 in diretta su Antenna 3 proprio per continuare a raccontare questa 96esima adunata nazionale degli alpini. Grazie a Lucio Zanato, ad Alberto Pivetta, grazie anche agli altri nostri inviati. Sarebbe bello poter continuare ancora, purtroppo il tempo a nostra disposizione per questa edizione è terminato, ma naturalmente nelle prossime edizioni torneremo a collegarci con Biella. Vi ricordo poi ancora l'appuntamento per la nostra prima serata con lo speciale Alpini a partire dalle 21 e fino alle 23. Vi racconteremo quindi le emozioni dell'ultima serata con il concerto del coro Ottetto dell'Ana di Treviso e le voci di tantissimi alpini veneti. Poi naturalmente domani l'adunata si concluderà con l'evento clou, con lo sfilamento, quindi nostra diretta dalle 7:30 del mattino e per tutta la giornata con il racconto in diretta dello sfilamento fino al passaggio della stecca e come sempre vi ricordo che potrete inviare i vostri messaggi in diretta. È tutto dunque per questa prima edizione dei nostri telegiornali, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio.